punto potremmo cominciare con le presentazioni ai soci. Pregherei il socio Brabante di parlarci del clima. Il clima di ieri, di oggi e di domani. Grazie. Grazie signor Presidente. Carissimo Presidente, carissimi soci, è veramente per me un piacere essere qui oggi a parlare del clima di ieri, ma di oggi e anche di domani. Il motivo è anche di fatto legato alla cronaca. Ieri all'ONU 176 paesi hanno ratificato l'accordo di Parigi alla COP21 e vedremo come questo, che riguarda strettamente il domani, è fortemente anche legato a quello che è successo al nostro pianeta negli anni e nei secoli passati e nei migliaia di anni passati. Il nostro sistema climatico funziona in modo dinamico, estremamente dinamico. Questi sono dei pattern di aerosol atmosferico, soprattutto di nuvole, di acqua, in atmosfera nell'emisfero nord. Riconoscete il Nord America. Come vedete i pattern si ripetono sempre simili uno dopo l'altro, ma sempre diversi anche. Ed è quindi estremamente difficile poter andare a capire quali sono di fatto i meccanismi che regolano il clima del passato e il clima del presente. Abbiamo dei meccanismi che sono di per sé semplici, delle leggi fisiche e chimiche di per sé semplici, ma quando le mettiamo assieme in un sistema complesso come il sistema del nostro pianeta risulta tutto molto, molto difficile. Abbiamo scale temporali estremamente diverse anche. Il sistema è un sistema che è un pianeta, il pianeta Terra, che ha un raggio di circa 6.500 km e un'atmosfera, in particolare un piccolo strato di gas di circa 10 km di spessore che ci protegge dalla radiazione solare. Il Sole è di fatto il motore del nostro sistema e la biosfera, l'oceano, le terre, l'atmosfera stessa, la criosfera sono di fatto le componenti del sistema climatico. E quando andiamo a studiare questo sistema climatico dobbiamo tenere presente che abbiamo ordini di grandezza, circa 10 alla 14 scale diverse. Si va dai micron, dei nuclei di condensazione delle nuvole, fino alla grandezza dello stesso pianeta. Come abbiamo visto, questi fenomeni si ampliano sull'intero pianeta. Oppure andiamo dai secondi alle migliaia di anni e anche di più, di fatto all'età della Terra stessa, se vogliamo andare indietro nel tempo. E come vi ho detto, le componenti climatiche che andiamo a considerare sono esattamente quelle che derivano dalla criosfera, che ha un ruolo estremamente importante nella regolazione del clima, soprattutto per effetto delle retroazioni climatiche che danno una stabilità al sistema climatico stesso. L'oceano, naturalmente, che ha un ruolo fondamentale per regolare l'anidride carbonica ed altri gas serra in atmosfera, naturalmente la litosfera, assieme alla biosfera e naturalmente all'atmosfera. Il motore del nostro sistema climatico è, come vi dicevo, il Sole, e fin da quando la Terra si è formata, circa 4,6 miliardi di anni fa, il nostro sistema è rimasto in continua evoluzione e molti parametri hanno influenzato la temperatura e il clima di fatto della Terra. E in particolare se andiamo indietro nel tempo e abbiamo una scala in questo caso degli ultimi 500 milioni di anni, qui siamo a 500 milioni di anni fa, qui siamo oggi, questa è una scala di temperatura che dà le deviazioni da un valore medio che poniamo come 0, che è il valore di temperatura media tra il 1960 e il 1990. Lo prendiamo come valore di riferimento. Vi prego di considerare che in questi 5 pannelli che vedete abbiamo via via che ci muoviamo verso oggi, quindi verso destra, un'espansione nella scala temporale. Abbiamo qui una scala che va da 500 a 100 milioni di anni, poi da 60 a 10 milioni, da 5 milioni a 1 milione, e poi di fatto da qui queste che vedete sono le famose variazioni glaciali, interglaciali, con bassa temperatura e più alta temperatura, e via via fino all'ultima glaciazione e poi il periodo attuale, che dura da circa 10.000 anni.
Quello che vi voglio far notare è che noi siamo oggi a questo punto qui. La Terra ha già sperimentato condizioni climatiche estreme. Solamente, e dico solamente in termini geologici, 60 milioni di anni fa, eravamo in un periodo in cui le concentrazioni di anidride carbonica erano estremamente più elevate di adesso, lo vedremo più tardi, e le temperature, come vedete, erano di gran lunga, le temperature medie annuali, di gran lunga a quelle attuali. E da circa 60 milioni di anni fa ad oggi la Terra è andata via via raffreddandosi, e se andiamo più in dettaglio nell'ultimo milione di anni, in questa parte che vedete, notiamo delle oscillazioni periodiche molto nette, queste oscillazioni periodiche che hanno anche cambiato in intensità e ampiezza, se vogliamo, quindi più frequenti e meno intense, e poi meno frequenti e più intense negli ultimi 400.000 anni, sono essenzialmente dovute alla posizione relativa della Terra rispetto al Sole. L'orbita della Terra intorno al Sole non è costante, ma ha delle periodicità che si riflettono, dette in termini molto semplici, in queste oscillazioni, e quindi nella produzione di ere climatiche, quindi di periodi molto freddi che vengono definiti glaciali, e poi periodi interglaciali. Ed è proprio dallo studio del passato che noi riusciamo a ricostruire intanto i meccanismi con cui il nostro pianeta funziona, e anche a proiettarci poi, a fare delle proiezioni verso il futuro. In particolare questi sono gli ultimi 20.000 anni del nostro pianeta, con l'ultima grande glaciazione, la transizione verso il nostro periodo climatico, che è un periodo interglaciale, che dura circa da 10.000 anni e che è caratterizzato da una grandissima stabilità climatica, a meno degli ultimi anni, se vogliamo, in cui stiamo veramente andando ad alterare il pianeta. Se vogliamo capire come poteva essere il pianeta in questo periodo climatico, cioè solamente 20.000 anni fa, vi riporto queste due diapositive. Queste sono le Alpi italiane occidentali, riconoscete delle catene montuose, delle valli, catene montuose e valli, e questa è invece una foto della Terra Vittoria settentrionale in Antartide, fatta qualche anno fa, che riporta ancora delle catene montuose e delle valli, solo che le valli sono completamente riempite da ghiaccio, come doveva essere, come sappiamo erano le valli alpine solamente 20.000 anni fa. Tutta la valle del Piave, la valle dell'Adige erano coperte all'incirca da circa un chilometro di ghiaccio. E se vogliamo invece avvicinarci a questo periodo climatico, cioè gli ultimi 1.000 anni, cioè quelli che ci interessano veramente di più, perché proprio sono i più vicini a noi, come vi dicevo, il trend è un trend di fatto abbastanza decrescente, ed anche gli ultimi 1.000 anni, che riusciamo in parte a ricostruire gli anni più vicini a noi da delle misurazioni strumentali. Ci sono in Europa misure di temperatura che vanno indietro anche di 350 anni, e prima di questo le riusciamo a ricostruire con quelli che noi chiamiamo dei proxy climatici, cioè dei parametri chimici e fisici che ci danno un'idea e possono essere calibrati e ci danno un'idea della temperatura. Vediamo che il trend generale di temperatura degli ultimi 1.000 anni è stato un trend decrescente, e poi dalla fine della rivoluzione industriale il trend è stato abbastanza netto e molto evidente. Dopo lo vedremo ancora più in dettaglio. Intanto vediamo che abbiamo un grande errore. Questa ombra che vedete grigia è legata all'errore nell'interpretazione dei dati. Non avevamo misure dirette fino all'incirca a questo punto, poi via via la precisione cresce, e oggi con le misurazioni strumentali di fatto su tutto il pianeta abbiamo delle ottime informazioni. Giusto per darvi un'idea, questo periodo che vedete, circa 200 anni fa, corrisponde alla piccola età glaciale. E ancora più in dettaglio possiamo andare a vedere che cosa è successo negli ultimi 130 anni. Queste sono le temperature medie registrate sempre come anomalia di temperatura, cioè variazioni rispetto al valore medio degli anni 60-90, che è questo valore qui, e vedete che se noi potessimo interpolare tutti i dati a partire dal 1880 fino al 2015,
quello che vedremo un range, un trend di temperatura che è dato dalla curva in arancione, che è di per sé un trend in evidente crescita. Ma la cosa che ancora è più evidente è che se andiamo a fare questa interpolazione solamente negli ultimi 50 anni, il trend via via va aumentando e aumenta ancora di più se consideriamo solamente gli ultimi 30 anni. Ed è quello che sta effettivamente avvenendo, cioè questi processi di riscaldamento si stanno via via velocizzando, tant'è che se andiamo a vedere, questo è un grafico che ci fa vedere come le 5 estati più calde in Europa sono avvenute dopo il 2001, anzi aggiungerei 6 estati più calde se aggiungiamo quella del 2015, e mentre le 5 più fredde sono la coda di fatto della piccola età glaciale, sono avvenute prima del 1924. Stiamo battendo un record di fatto, un record dopo l'altro, e questo è anche evidente da questa animazione, se vogliamo, fatta su dati del Goddard Institute for Space Studies, in cui si vedono ancora le variazioni rispetto alla media negli ultimi 150 anni. Via via il tempo sta passando, la temperatura non è omogenea in tutto il pianeta, abbiamo delle aree del pianeta che si riscaldano più velocemente di altre che sono in raffreddamento, altre di cui sappiamo molto poco. La cosa però di cui vi volevo far notare è come l'Artico sia una delle aree più sensibili al riscaldamento globale. L'Artico e le aree alpine sono proprio definite le sentinelle dei cambiamenti climatici, in particolare lo vedremo, i ghiacciai hanno una risposta estremamente rapida al cambiamento globale. Questa è una foto complessiva del nostro pianeta. Come vi dicevo, aree si riscaldano più velocemente rispetto ad altre che potrebbero anche essere in una fase di raffreddamento, almeno parziale, ma globalmente la temperatura media del nostro pianeta sta aumentando ed è aumentata di circa 0,85 gradi mediamente dal 1880 al 2014. Se andiamo nel locale, questa è la situazione della pianura padana, la riconoscete, queste sono le temperature medie del 1951-1960 e queste le temperature medie dal 2001 al 2010. Quell'effetto di 0,85 gradi a livello globale si traduce invece in zone regionali come la zona prealpina e alpina in addirittura valori che hanno già superato il grado e mezzo. E un grado e mezzo significa molto per le aree più vulnerabili del nostro pianeta. Vi dicevo che i ghiacciai, soprattutto i ghiacciai delle aree non polari, sono definiti proprio le sentinelle dei cambiamenti climatici. Se andiamo a vedere questo grafico che ci fa vedere in giallo la localizzazione dei ghiacciai, la catena himalayana, il Caucaso, le Alpi, la Norvegia, le isole Svalbard, la Groenlandia, la baia di Baffin e tutto il Nord America e l'Alaska, e Sud America naturalmente, Centro e Sud America, abbiamo delle variazioni sensibili. Questi dati arrivano da radar altimetrici, un satellite che si chiama GRACE, che ci fa vedere quanto è la perdita delle masse dei ghiacciai. In blu questa zona significa che i ghiacciai stanno perdendo una considerevole massa, in rosa-rosso stiamo guadagnando massa. Come vedete la quasi totalità, anzi direi praticamente la totalità dei ghiacciai nel mondo sta andando a perdere massa. Dopo vedremo per le aree polari come la Groenlandia e l'Antartide che cosa questo significa. In particolare, se andiamo a porre questo in un grafico che pone la massa totale dei ghiacciai in termini proprio di massa d'acqua dei ghiacciai solamente negli ultimi 35 anni, abbiamo che la quantità di ghiaccio che si sta perdendo è veramente enorme. E questo ha degli impatti non solo sul livello del mare, naturalmente, l'acqua continentale, l'acqua dei ghiacciai va a influenzare in maniera diretta il livello di medio mare, ma può avere anche delle fortissime implicazioni sociali. Ci sono dei ghiacciai, lo vedremo tra un attimo, nell'Himalaya, nelle zone tibetane, su cui vivono all'incirca 800 milioni di persone. 800 milioni di persone vivono della risorsa acqua che deriva da questi ghiacciai.
Questi ghiacciai stanno perdendo massa a una velocità formidabile e nel giro di alcuni decenni porranno dei seri problemi proprio per la risorsa medesima. E questo naturalmente avrà degli effetti dal punto di vista sociale che non potremo trascurare. Effetti che, ad esempio, gli effetti sociali dei cambiamenti climatici li stiamo già vivendo. La crisi dell'immigrazione che abbiamo è fortemente legata a eventi siccitosi estremi che sono avvenuti negli anni 2007-2010 in Siria, che hanno portato a una forte migrazione dalle campagne alle città, in particolare a Damasco e le città più grandi, morte di circa l'85% degli allevamenti, sovraffollamento delle città e con conseguenti problemi sociali che poi sono all'ordine del giorno. Questa non è la causa sicuramente primaria, l'instabilità politica ha un effetto senz'altro prioritario, ma questi spostamenti di grandi popolazioni hanno un'influenza sicuramente molto pesante. Potrei mostrarvi molti grafici, ma un regista qualche tempo fa ha fatto una cosa molto semplice. È andato in giro per il mondo e ha piazzato delle macchine fotografiche che hanno fotografato ogni giorno un fotogramma di alcuni ghiacciai. Ve ne faccio vedere uno, ma è di per sé parla già da solo. Questo è un ghiacciaio in Islanda, sono circa 4 anni e mezzo di riprese fotografiche, e questo è proprio come il cambiamento climatico lavora e qual è l'effetto sul ghiacciaio. Soprattutto date un'occhiata al bordo e vedete anno dopo anno come la massa del ghiacciaio si vada perdendo in maniera rapidissima. Sono solo 4 anni di attività. Non è solo un problema di lunghezza della fronte, vedete com'era e come si presenta. Non è solo un problema di lunghezza della fronte, ma è un problema anche di perdita enorme di massa glaciale. Questo è lo stesso ghiacciaio visto da un altro punto di vista. Vedete la stagionalità che avanza molto, fonde molto d'estate e meno d'inverno e così via. E giusto per venire vicino a noi, questo è la Marmolada, molti di voi la riconosceranno. Questo è un rifugio, un bivacco che all'inizio del 1900 per entrare in questo bivacco bisognava scendere un po' di gradini. Adesso dopo 115 anni per entrarci bisogna salire circa 60 metri di roccia, quindi la quantità di ghiaccio persa è estremamente grande. E le aree polari non sono prive da effetti di questo tipo. C'è grande dibattito oggi sulla quantità di ghiaccio che viene persa dalle aree polari. Si sa molto poco dell'Antartide. L'Antartide complessivamente è in quello che viene definito uno steady state, uno stato di equilibrio. C'è una parte di Antartide, l'Antartide occidentale, che perde massa glaciata, però una parte che sembra essere in un leggero guadagno, quindi tutto sommato è abbastanza stabile. La Groenlandia invece è in una situazione veramente molto dinamica, soprattutto la Groenlandia meridionale perde una massa glaciata molto elevata. 15 giorni fa in Groenlandia c'erano 12 gradi nel centro della Groenlandia, non si era mai verificata una temperatura così elevata ad aprile. E soprattutto quello che fa pensare è la velocità con cui si muovono queste calotte, perché al di sotto della Groenlandia molto spesso ci sono delle zone d'acqua che fluidificano il movimento della massa glaciata sul bedrock sottostante e fanno scivolare letteralmente a una velocità straordinaria. Addirittura ci sono dei posti in cui la calotta si muove di centinaia di metri per anno verso il mare. Questo fa aumentare la velocità con cui gli iceberg vengono allontanati e quindi di fatto la perdita di massa di ghiaccio. E qui sotto vedete cumulativamente quanto si sta perdendo di massa glaciata dalle aree polari. L'Antartide meno e la Groenlandia considerevolmente di più. Vi dicevo delle aree non polari ancora, questa è una cosa singolare. Questi siamo in Himalaya,
questo ghiacciaio si chiama Namunami, è un posto a 6.050 metri di quota. 6.050 metri di quota. Qui è stato fatto un carotaggio, verremo poi a come si studiano queste temperature e questi record, proprio attraverso dei carotaggi su neve e ghiaccio, un carotaggio che è servito per verificare qual era la perdita di massa del ghiacciaio. Uno dei mezzi che si utilizzano per datare le carote di ghiaccio è quello di andare a utilizzare degli strati di radioattività. La radioattività perché sappiamo che negli anni, all'inizio degli anni 60, in particolare 62-63, ci sono stati dei picchi di radioattività dovuti ai test nucleari. Quindi quando andiamo a misurare la radioattività, in genere trizio o concentrazioni di plutonio, il picco si vede essenzialmente agli anni 60. Beh, in questo carotaggio, che è riferito a questo che vedete, mano a mano che si scende in profondità non si trova mai il picco legato agli anni 62-63, e non perché il sito non lo abbia registrato, ma perché tutta la neve e il ghiaccio dal giorno di prelievo della carota fino agli anni 60 si è completamente fuso a seguito del riscaldamento climatico. E questa è una delle aree di cui vi parlavo prima, in cui gli effetti sulle popolazioni che vivono nel downstream, quindi nel bacino sottostante, sono veramente molto importanti. E perché vi faccio vedere un ghiacciaio? Perché i ghiacciai ci danno delle informazioni importantissime, i ghiacciai e le calotte polari. La neve si accumula anno dopo anno, ci sono dei siti, come i siti di alta quota, piuttosto che le zone polari, in cui praticamente abbiamo un accumulo continuo. E la neve, mentre cade, accumula tantissime sostanze, il pulviscolo atmosferico, quindi anche gli effetti legati alla contaminazione ambientale e così via, e anno dopo anno questi strati si stratificano, e noi mediante tecniche anche molto avanzate dal punto di vista logistico, come vedremo, molto pesanti, questa è proprio big science, è come mandare un satellite in orbita, se vogliamo, riusciamo a prelevare questi cilindri di ghiaccio, che sono dei cilindri che hanno un diametro di 10 centimetri più o meno, e poi a datarli e a studiarli via via in profondità. Si riesce addirittura, in alcuni siti in Antartide, ad andare indietro nel tempo per 800.000 anni e quindi ricostruire la storia del clima per 800.000 anni. E la cosa formidabile è che ovviamente la neve ha un processo di trasformazione via via che si va in profondità. Si passa da neve soffice a via via neve più densa, fin tanto che si ha la trasformazione a ghiaccio. E in questa fase, quando la neve è poco densa, l'aria riesce a penetrare fin tanto che rimane intrappolata all'interno delle bolle di ghiaccio, all'interno di bolle di aria. Quindi noi abbiamo una matrice di ghiaccio, questa è una foto al microscopio, e all'interno delle bolle d'aria fossile praticamente. Quindi noi riusciamo a studiare dalla composizione del ghiaccio la temperatura e dalla composizione delle bolle d'aria il contenuto di gas. E quindi, siccome si parla molto di gas serra come forzanti climatiche, ecco che abbiamo nello stesso archivio sia la forzante, quindi il gas serra, e sia la temperatura registrata. Quindi usiamo questi sistemi come un paleotermometro. E questo è invece, a proposito delle informazioni che otteniamo, questa è una foto fatta negli anni 60 e Willy Dansgaard è uno dei pionieri nell'analisi degli ice core, che fumava la pipa comodamente. Oggi, quando analizziamo queste ispezioni di ghiaccio, troviamo i segni del tabacco di Willy, che fumava anni fa. Adesso le tecniche sono molto più raffinate. Vedete, questo è un carottiere e questo è un sito vi faccio fare un giro di un campo. Vi ho detto, questa è big science dal punto di vista logistico, perché abbiamo, aspettate che ho perso dal punto di vista logistico c'è grandissima attività in campo. Pensate, qui siamo in un sito in Groenlandia a circa 1000 km dalla costa, dove praticamente tutto il materiale o è portato via aereo o tramite traverse. Questa è la tenda che mantiene il sito di perforazione che è, come vedrete, in una trincea di ghiaccio che più o meno ha le dimensioni di questa stanza, un po' più bassa ma lunga una quarantina di metri, in cui c'è il drill, il sistema di perforazione, che vedete il foro di perforazione è quello lì,
Qui dentro sono pareti di neve, quindi la temperatura è intorno ai -15, ci sono dei frigoriferi che fungono al contrario, nel senso si rimane dentro il frigorifero, vedete tipo questo qui, con la strumentazione che invece va a temperatura ambiente, quindi sono zone queste in cui si lavora in modo a temperatura ambiente, mentre all'esterno si mantiene la temperatura molto bassa per poter lavorare le carote di ghiaccio. Tutti i parametri, molte delle misure vengono fatte in campo, altre si vengono trasportate, poi le carote di ghiaccio vengono trasportate nei laboratori in Europa per le analisi, e da lì si estraggono le informazioni necessarie. Poi, vabbè, questa è una foto dell'esterno, ma non vi voglio tediare. Le informazioni che si ottengono sono formidabili. Prima avete visto si fumava la pipa, oggi le informazioni che ci sono e la purezza dell'acqua congelata è così elevata che tutte le attività le analisi vengono fatte in ambiente a contaminazione controllata, proprio per non influenzare il sistema. E come vi dicevo, le informazioni sono incredibilmente importanti. Questa è una variazione, e sono gli ultimi 800.000 anni fa, oggi, con le variazioni, le ricostruzioni di temperatura andando indietro nel tempo. Vedete, questo è il nostro periodo climatico, gli ultimi 10.000 anni, questa è la precedente età glaciale, l'ultima età glaciale, questo è il precedente periodo simile al nostro, e come vedete già qui la temperatura era più alta dell'attuale, il livello di medio mare era considerevolmente più alto rispetto all'attuale, e via via i cicli climatici che si sono ripetuti con delle ampie oscillazioni fino a circa 400.000 anni fa, e poi una transizione verso periodi più frequenti ma meno intensi. Invece in queste curve che vedete qui sotto si riportano le curve dei famosi gas serra, quindi le forzanti climatiche. Come avremo modo di vedere, queste curve vanno e sono perfettamente correlabili alle curve di temperatura. E se vogliamo anche andare più indietro, una cosa che vi volevo far notare è che se vedete queste oscillazioni di temperatura negli ultimi 800.000 anni, fittano bene le variazioni di anidride carbonica, che si è sempre mantenuta nel corso degli ultimi 800.000 anni tra dei valori che sono tra i 180 e i 280 parti per milione. 180-280 parti per milione. La cosa importante è soprattutto se pensiamo a quella che è la sensitività climatica. Perché siamo così interessati alle variazioni di anidride carbonica? Perché l'anidride carbonica è un gas che può influenzare la temperatura, e questi sono, con delle curve di ricostruzione del passato e anche, se vogliamo, delle proiezioni verso il futuro, quella che potrebbe essere la sensitività climatica. Cioè noi siamo così interessati a capire come evolverà la variazione di anidride carbonica in futuro, perché questa è strettamente legata alla temperatura, e ci arriveremo tra un attimo. Ma la cosa importante è, come vi dicevo, andare a ritrovare le informazioni da queste bolle d'aria e metterle nella prospettiva corretta assieme alla temperatura. Come vi dicevo, temperatura e anidride carbonica sono variate in maniera sincrona. Quindi queste abbiamo le curve di temperatura da 800.000 anni ad oggi. Allo stesso modo, quando aumenta la temperatura, aumenta anche l'anidride carbonica. Potremmo discutere molto di questo, sull'effetto è nato prima l'uovo o la gallina, cioè cos'è che il motore di tutto questo? Beh, dalle informazioni che abbiamo e che possiamo avere è che l'aumento di anidride carbonica è sincrono con l'aumento di temperatura. Non abbiamo dati migliori di adesso, ma è chiaro comunque che uno guida l'altro, perché la temperatura fa un effetto sull'anidride carbonica, e viceversa l'anidride carbonica ha un netto effetto sulla temperatura. Vi volevo riportare ancora questi valori di anidride carbonica: 280 parti per milione come massimo. Negli ultimi 800.000 anni il nostro sistema non ha mai superato le 280 parti per milione. E vi voglio far vedere adesso che cosa succede, per esempio, nelle misurazioni atmosferiche. Faccio partire questa animazione.
in cui vi faccio vedere che questi dati, in particolare il dato in rosso che vedete è riferito a questa stazione, qui avete il tempo che va avanti, qui avete invece un grafico che appunto è partito dal 1979 e va via via ai giorni nostri, con le variazioni di anidride carbonica. Via via poi si aggiungono dei punti che vedete qui in un grafico che riporta l'equatore dal polo sud all'equatore al polo nord. Questo effetto di movimento che vedete è il respiro della Terra, nel senso che soprattutto nell'emisfero nord, dove abbiamo la maggior parte delle terre emerse, la vegetazione sottrae anidride carbonica durante i periodi di bloom, quindi durante i periodi estivi, ma gradualmente comunque l'effetto dell'emissione di anidride carbonica in atmosfera è tale per cui il sistema aumenta. Vi dicevo che naturalmente il nostro sistema ha oscillato tra le 180 parti per milione durante i periodi freddi alle 280 parti per milione durante i periodi caldi. Qui già nel 1980 eravamo ben al di sopra delle 300 parti per milione e adesso quello che il grafico vi farà vedere sarà attaccare questa curva alla curva della variabilità naturale, cioè a quei dati che noi riusciamo a ottenere dalle carote di ghiaccio, giusto per mettere in una prospettiva corretta le variazioni attuali. E oggi, se avete letto i giornali, attualmente siamo oltre le 400 parti per milione, cosa che non si era letteralmente mai verificata nel corso degli ultimi centinaia di migliaia di anni. Se andiamo indietro nel tempo abbiamo ancora delle osservazioni fatte alle Hawaii, nel sito di Mauna Loa. Da un certo punto in poi le uniche osservazioni che abbiamo sono legate allo studio delle bolle d'aria incluso nelle carote di ghiaccio. Quindi da qui in poi ricostruiamo la concentrazione di anidride carbonica dalle carote di ghiaccio. E questo è il periodo preindustriale, quindi sono questi i 280 parti per milione di cui vi parlavo prima. Oggi abbiamo superato di gran lunga le 400 parti per milione. Se andiamo ancora indietro nel tempo, abbiamo quelli che sono i periodi glaciali e quindi le variazioni che portano fino ai 180 parti per milione e così via, che si ripetono ciclicamente. La cosa importante e che appunto un po' ci preoccupa è questo valore, che è un valore estremamente alto. Come vi dicevo, mai prima d'ora abbiamo raggiunto questo valore e possiamo andare indietro nel tempo e ricostruire tutti i cicli climatici e confrontarlo con il valore attuale. Questo è il valore naturale nei periodi interglaciali e questo è il valore attuale, circa il 30% in più. Dove andremo? Questo è un bel problema. Possiamo fare delle proiezioni per il futuro? Sì, le possiamo fare. Questo è il limite dei 2 gradi di cui si parla, no? Da COP21 ci siamo dati un limite di 2 gradi, riusciremo a star dentro quei 2 gradi. È troppo tardi per arrivare a mantenere la temperatura all'interno dei 2 gradi? Beh, c'è da pensare molto perché dal 1992, che è stato Rio, la conferenza di Rio, la emissione di gas serra in atmosfera è aumentata del 60%, cioè siamo passati, l'emissione annua di quantità di carbonio all'anno è aumentata. Oggi siamo all'incirca in 10 miliardi di tonnellate all'anno. E il conto che possiamo fare è abbastanza semplice, perché noi lo possiamo mettere in un grafico, cioè mettere assieme la concentrazione, l'emissione cumulativa di gas serra in un grafico con la temperatura e cercare di vedere quale sarà appunto l'influenza di questo. Finora, fino al 2015, sono state già emesse all'incirca 550 miliardi di tonnellate in atmosfera e conosciamo bene qual è la temperatura. Il target che vedete per mantenerci all'interno dei 2 gradi è di arrivare a 790 miliardi di tonnellate. 790 meno 555 fa 235 miliardi di tonnellate. A 10 miliardi all'anno in poco più di 23-24 anni arriveremo. Quindi oggi siamo al 2016, vuol dire che al 2040 se manterremo questo trend di emissione di 10 miliardi di tonnellate all'anno e non l'abbiamo mai diminuito nel corso degli ultimi 30 anni, non riusciremo a mantenere il target entro i 2 gradi.
E questo ci fa pensare, cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo mettere in atto delle azioni che riescano a mantenere la temperatura e l'emissione dei gas all'interno di questo trend. Se cominciassimo subito, le 10 tonnellate di CO2 equivalente all'anno dovrebbero scendere nel giro dei prossimi 40 anni almeno entro certi valori. Se aspettiamo ancora al 2020 dovremmo ridurre del 6% all'anno le emissioni, se aspettiamo fino al 2030 a ridurre le emissioni dovremmo ridurle del 25% all'anno, un target che è assolutamente impossibile. Ecco perché è importante agire presto e subito. Probabilmente non basta più cercare di diminuire le concentrazioni, le emissioni di quantità di gas in atmosfera, ma dobbiamo anche togliere probabilmente quella che abbiamo già emesso. E quindi questa foto ho preso Repubblica stamattina e l'ho fatto la foto qui in campo, accordo ONU sul futuro della Terra, così la salveremo. Beh, è un po' ottimista questa affermazione, perché siamo già in un trend, quella che viene definita una traiettoria climatica, che è veramente molto molto preoccupante per i 2 gradi. L'impegno c'è, aspettiamo tutti con ansia. Ed è chiaro che abbiamo poche armi in mano. Una è quella ovviamente della mitigazione, cioè dobbiamo cercare di emettere meno anidride carbonica. Una è quella dell'adattamento, dobbiamo difenderci dai cambiamenti climatici, cioè cercare di adattarci all'adattamento climatico, e sicuramente anche dovremo soffrire in futuro. Io vi ringrazio e se avete qualche domanda sono felice di rispondere.